Il Prosecco nasce in un'atmosfera magica sulle morbide colline di Conegliano Valdobbiadene, a metà strada tra Venezia e le Dolomiti. A seconda del perlage può essere tranquillo, frizzante o spumante. Si suddivide in diverse denominazioni di origine e cru. Tra le DOC, la più reputata è Treviso, tra le DOCG, la più rinomata è Conegliano Valdobbiadene. All'interno di questa DOCG ci sono inoltre alcune sottodenominazioni di nicchia, Rive e Cartizze DOCG Superiore, che hanno origine dai vigneti delle colline più scoscese. È probabilmente il vino che negli ultimi anni ha fatto registrare il maggior successo di pubblico. Non a caso è oggi il più popolare e diffuso spumante italiano. La produzione totale è di oltre 550 milioni di bottiglie tra Prosecco DOC e DOCG. Di questa, circa il 70% viene esportato e i principali mercati sono Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Svizzera, Belgio e Francia. L'area di produzione del Prosecco DOCG è caratterizzata da pendii scoscesi, dove le vigne vengono coltivate esclusivamente a mano da più di 1000 anni. Le colline tra Conegliano e Valdobbiadene rivelano il lavoro dell'uomo che ha scolpito nei secoli i tratti geografici di un territorio unico, attraverso il quale si snoda la strada del Prosecco. Questo vino nasce da un vitigno bianco semi-aromatico chiamato Glera. Le uve vengono raccolte a mano da metà settembre nei vigneti coltivati prevalentemente con il sistema di allevamento Silvaud. Si procede ad una pressatura soffice e quindi alla separazione delle bucce dal mosto, che viene racchiuso in contenitori di acciaio. Qui avviene una parziale e naturale fermentazione e lo stesso mosto viene mantenuto a bassa temperatura per tutto l'anno. Seguono poi filtrazione e decantazione. Una volta pronto a diventare un grande spumante, viene messo in autoclavi di acciaio per una seconda fermentazione a una temperatura controllata di 14-15 gradi per circa 40 giorni, con l'aggiunta di lieviti selezionati che arricchiscono corpo, struttura e aroma del vino. L'anidride carbonica, rilasciata naturalmente durante la trasformazione dello zucchero in alcol, regala al vino il pregiato perlage. Dopo un periodo di affinamento sui lieviti, seguono stabilizzazione a freddo, filtraggio e imbottigliamento. Questo processo naturale rende il vino fresco e leggero, esaltando le fragranze fruttate delle uve d'origine. La lunga tradizione spumantistica, la passione degli enologi e le tecnologie avanzate della nostra cantina contribuiscono a creare un prosecco che coniuga perfettamente passato, presente e futuro. L'attenta gestione di tutti i dettagli, dal rispetto delle tempistiche di produzione al controllo delle temperature di fermentazione e di affinamento, danno vita a uno spumante tipico, dotato di grande freschezza e vivacità, che si caratterizza per il bouquet intenso ed elegante. Perfetto aperitivo è un vino da tutto pasto, che si abbina con pasta, pizza, pesce, sushi, grigliate di carne e anche macedonie e dolci. È un ottimo ingrediente per la preparazione di cocktail come Bellini, Mimosa e Spritz. Il Prosecco, un vino che mette d'accordo tutti i palati.